E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Oggi vi presento un altro piatto della gastronomia siciliana. Sto parlando di un classico della cucina messinese. Ci spostiamo da quel lato meraviglioso della Sicilia. Il piatto in questione si chiama ciusceddu. Ma cosa significa ciusceddu? Io rido ogni volta che nomino un piatto siciliano perché devo dire la verità che siamo veramente molto, molto folcloristici in questo. Allora, ciusceddu deriva da ciusciare. Ciusciare in italiano significa soffiare. Questo piatto viene chiamato ciusceddu perché è un piatto che viene mangiato molto caldo, per cui è necessario soffiare, altrimenti i papuna navuca un sunno in mano. Solitamente si usava prepararlo nel periodo pasquale. Il periodo pasquale era il rito che ogni famiglia prepara un ciusceddu, ma ormai lo si trova praticamente durante il periodo dell'anno senza alcun problema perché è un piatto talmente goloso che i messinesi non riescono a farne a meno. Ricetta semplicissima ma ingredienti, come dico sempre, di alta qualità. Per cui, una volta che vi ho fatto questa premessa, non ci resta altro che tuffarci all'interno della ricetta. Iniziamo subito dicendovi che gli ingredienti li trovate tutti quanti scritti giù in descrizione con la grammatura e quant'altro. Per qualunque dubbio e perplessità o se avete anche delle varianti di questa meravigliosa ricetta vi invito tutti quanti a scriverlo tra i commenti, così magari apriamo un dibattito e perché no, come dico sempre, è motivo di crescita se si è sempre educati, garbati e rispettosi del lavoro degli altri. Detto questo, iniziamo ad inserire gli ingredienti e quindi in questo caso la carne trita all'interno di una bowl, poi a seguire inseriremo un tuorlo, ma l'albume lo mettiamo in un altro contenitore e poi vi faccio vedere a che serve, che serviranno entrambi, quindi a seguire mettiamo del pecorino siciliano, se non avete il pecorino siciliano va bene qualunque altro tipo di pecorino, l'importante è che sia stagionato, pan grattato e cominciamo ad impastare. Allora, in questa fase andrebbe inserita all'interno del nostro composto del macinato future polpette del prezzemolo tagliato nico. Significa piccolo piccolo piccolo, in dialetto si chiama petrosino. Io non lo metto, preferisco profumarlo con un po' di basilico spezzettato con le mani. Ma la ricetta tradizionale prevede il prezzemolo. Lo squiddo va a mettere il sale, quindi lo aggiungo in questo momento. Insieme alle erbette e vado a tagliare grossolanamente. Una volta che abbiamo il nostro composto pronto, bello compatto, dobbiamo fare delle polpettine. Polpettine piccole, calcolatevi all'incirca la grandezza di una noce, non andate oltre, più piccoline sì, più grandi no. E poi vi faccio vedere il perché dico questo. Mani, se volete usare i guanti, usateli, io sono convinto che l'igiene migliore sono le mani lavate ad ogni passaggio, li andrete eventualmente ad ungere con un pochino d'olio nei palmi, in maniera tale che non si attacchi la polpetta, e fate delle piccole roteazioni in questo modo e le teniamo da parte. Nel frattempo, ragazzi, qui Pietri, ovviamente invito tutti quanti a lasciare un like e a condividere questo video in maniera tale che il canale possa così crescere. Se cresce, io sono molto, ma molto contento e ovviamente vi ringrazio di cuore. E perché ancora non l'avesse fatto, è indubbio che sarà iscrivetevi al canale. Mi raccomando, l'iscrizione è fondamentale in maniera tale che aiutate me, ma anche voi, così non vi perderete tutte le nuove pubblicazioni. Continuiamo così a fare tutte quante le polpettine, mi raccomando piccoline, come avete visto sono all'incirca delle dimensioni di una noce, e poi prepariamo il resto degli ingredienti per fare questo fantastico ciusceddu messinese. Polpette pronte, adesso andremo alla fase della cottura delle polpette. Molti si immagineranno che saranno fritte, perché in Sicilia tutto che non è fritto non è buono. Questa è una di quelle eccezioni però, perché queste polpette non verranno fritte, ma verranno cotte all'interno di un brodo o di carne o di pollo, fate voi, scegliete anche lì libero arbitrio. Tegamino sul fuoco e facciamo bollire il nostro brodo ovviamente e andiamo ad immergere le nostre polpettine per 5-10 minuti, non andiamo oltre. Dopodiché spegnete il fuoco, togliete il tegamino dal fuoco e lasciate in immersione le nostre polpettine per ancora qualche altro minuto.
altri 5-10 minuti sono più che sufficienti, in maniera tale che le polpettine assorbano tutti i sentori del brodo. E nel frattempo che le nostre polpette andranno a cuocere, quindi col nostro bel brodo, facciamo la cuonza. Il brodo in cottura, una boule capiente, mi raccomando, andiamo a travasare dentro la ricotta sgocciolata. Dopo la ricotta sgocciolata inseriamo in ordine, volendo anche non proprio in ordine, è importante che poi ci mettete, un po' di caciocavallo. Ci andrebbe il maiorchino, ma io non ce l'ho e ci metto caciocavallo. Volendo potete anche mettere pecorino, insomma, formaggio che più vi piace, che sia comunque un formaggio molto saporito, che abbia una sua bella personalità, come dico io. Inserisco i tuorli, mettendo da parte sempre gli albumi, mi raccomando, quindi albume da una parte e tuorlo all'interno. Una presa di sale, un po' di pepe e iniziamo ad amalgamare. Brodo bollente, immergiamo le polpettine. Le polpette sono pronte, nel frattempo che si intiepidiscono i polpette, gli albumi che abbiamo messo da parte all'interno di un contenitore, una piccola presa di sale, e li andiamo a montare a neve ben ferma, o quantomeno il più possibile. Montati a neve i nostri albumi, vedete, perfetti, li andremo ad inserire nel composto di ricotta e tuorli, però non usando più la frusta ma una spatola. Li inseriremo pian pianino e andremo a mescolare partendo dal basso verso l'alto, perché dobbiamo far sì che non si smonti il nostro composto. Quindi incorporiamo per bene i due composti. Ed ecco qua, tutto bello incorporato. E adesso andiamo a comporre il nostro bel piatto. Prendiamo le polpette e le andiamo a disporre all'interno di una cocottina da forno. Inserire il brodo filtrato. Quantitativo di brodo non deve essere oltre 1 centimetro, quindi non mettetene tanto. Adesso mettiamo sopra delicatamente il composto di ricotta e uova. Ok, preparate le nostre cocottine, le andremo ad infornare forno preriscaldato 190 gradi un quarto d'ora, massimo 20 minuti. Andate controllando, quando si sarà fatta una bella cupola dorata, le cacciate fuori e le potete gustare con infinita soddisfazione. Quanto è bello, eh? Che meraviglia! Una bella cupola di ricotta. Un bel dolce!